La capanna ha lasciato veramente interdetto, è veramente grande, chissà come poteva essere all'epoca quando tutto non era così decaduto, diciamo. Va. Secondo me è semplicemente unico, non c'è niente da fare, non c'è un qualcosa che hanno fatto, nulla è uguale all'altro, tutto ciò che è nuragico è tutto differente. La fonte nuragica con il tempio, questo è veramente bello, è incredibile questo posto. Qui c'hanno ancora tanto da scavare, anche qui, e io rimango veramente colpito dalla bellezza di architetture come queste. 3000 anni fa guarda che facevano. Adesso la fonte è completamente allagata, le piogge sono state tante, quindi non è possibile entrare dentro per visitare la fonte, perché qui dove è tutto ricoperto con l'acqua si può scendere, però bisognerà aspettare che vada via l'acqua, bisognerà aspettare il tempo che arriva il periodo di secca, perché poi sicuramente con la telecamera non si riesce a vedere con la camera, però questa parte frontale qui della fonte è metà granito e la parte sotto sono conci di trachite rosa che leggendo e parlando con la guida vengono da Silanus, e Silanus rispetto a qui è a 50 km di distanza, quindi se sono andate proprio a ricercare le pietre proprio per fare la fonte, e addirittura la parte interna dove c'è il pozzo, pure lì c'è la trachite sotto la volta a cupola fatta con pietre proprio diverse, sempre le trachite. Dovrò tornare sicuramente in un altro periodo. E poi qui era tutto chiuso a volta, si vede dalla parte superiore del tempio che la chiusura era a volta, e poi continua di qua dove c'è tutto il lastricato che porta a questo focolare qua. Lì c'è un'altra capanna e qua probabilmente c'era anche un'entrata che portasse qui al tempio. È meraviglioso, questo posto è veramente bello, vale la pena venirlo a visitare.